Ecco, abbiamo voluto così portare, credo per la prima volta in Italia, il body painting in pannelli espositivi, perché chi non partecipa agli eventi di body painting non lo conosce ancora. Io mi sono resa conto di essere come in prima linea sul Piave qui, perché ho avuto del pubblico che ne aveva sentito parlare, ma non l'aveva proprio mai visto neanche in figura, oppure magari nel computer spesso tutti gli artisti, che gli italiani poi sono bravissimi, fanno queste cose, ma queste cose fuggono nel computer e le vedi un attimo. Qui invece possono soffermarsi a vedere il particolare. Questo è particolarmente significativo. Certo, perché ci ha regalato una soddisfazione incredibile. Nel 2018 abbiamo vinto l'oro nella categoria installazioni, è una particolare categoria al mondiale di Klagenfurt in Austria, al mondiale di body painting, che è la più grossa manifestazione al mondo di questo settore. Rappresenta un po' la mia infanzia, cioè le bamboline di carta che qui si presentano così bidimensionali, e quelle bamboline che noi utilizzavamo, con le quali giocavamo ritagliando i vestitini di carta. Il concetto è lo stesso. Qui, Gilberta, ci troviamo nella sala espositiva della Boati. Certo, qui ho una bella carrellata di opere fatte sia in studio che nei campionati italiani e mondiali. Ho portato avanti una mia idea, che era quella di trasformare il soggetto, cioè la persona, la modella, in un oggetto. Infatti ho fatto delle statuine déco, poi ho fatto un Meissen fine Settecento, e poi ho portato ai mondiali una cosa un po' particolare, è questa coppia di statuine che rappresentano amore, arte e povertà. È una dedica a tutti gli artisti sognatori. Qui, Gilberta, ci troviamo nella Black Light Room, una stanza fantastica. Sì, è la stanza magica. Ho voluto così stimolare la fantasia che ci è mancata per tanto tempo. Il Flow è stata una delle categorie che mi ha dato più soddisfazioni, un quarto posto ai mondiali e poi anche un titolo italiano nel 2018, e quindi qui in Italia non lo fanno in molti. Ho utilizzato le scenografie che avevo utilizzato ai mondiali e ai campionati italiani e ho pensato di metterle come in un magazzino fantastico, aggiungendo poi le mie tele che ho fatto durante il lockdown, e ho voluto offrire così sia ai bambini ma anche ai grandi, che vedo che reagiscono in maniera sognante, un momento di sospensione dalla realtà. Ecco. Qui siamo nel cuore della mostra d'arte di Elisa Panfido, che è una delle nostre partner in questa mostra Oltre la cornice. Come potete vedere, i suoi quadri sono davvero struggenti, sono molto materici. Lei è veneziana di origine e la mamma era di Pola, e quindi nell'anima ha il mare. E qui siamo nel regno dei fotografi. Protagonisti sono i fotografi del Fotoclub di Vallà. Abbiamo otto fotografi che vorrei leggere perché non voglio dimenticarne neanche uno. Sono Paolo Danieli, Vanio De Marchi, Sergio Libralato, Denis Siben, Ilaria Guidolin, Martina Massaro, Emanuele Bordin e Daniele Forner. Ognuno di loro ha portato un pezzo di sé, i loro scatti, e adornano, diciamo, 4 sale molto intense di questa rassegna Oltre la cornice.